Siamo con l'allenatore Matteo Pachera dell'Hellas Verona Women al termine di Verona-Brescia 0-0. Mister, partita tutto sommato, forse potevate attaccare qualcosa di più come avete fatto nel secondo tempo nella parte finale? Ma diciamo che abbiamo regalato un tempo, il primo tempo, perché nel primo tempo abbiamo fatto veramente poco e dovevamo partire con un altro atteggiamento, un'altra mentalità. Abbiamo creato poco, anche se abbiamo provato a giocare. Secondo tempo meglio, abbiamo creato di più, abbiamo avuto delle occasioni anche, purtroppo le abbiamo sbagliate e peccato perché ci tenevamo tantissimo a finire ancora meglio questo 2023, però niente, adesso andiamo a fare le vacanze e poi ne riparliamo nell'anno nuovo. Bison come sta? Sapete già cosa le è successo? No, bisogna non sappiamo nulla. Adesso vediamo, l'hanno portato all'ospedale e il nostro dottore poi ci aggiorna. Siamo anche in periodo di mercato, per lei la rosa è già con le caratteristiche che desidera oppure richiede, se possibile, qualche intervento nel mercato? Prima della partita ho detto alle ragazze che io sono molto felice di allenarle, sono contento di quello che stanno facendo, sono contento di come si allenano, di come affrontano le partite, quindi adesso come adesso io sono contento di loro e basta. Siamo a fine anno solare, questa prima parte di stagione come la valuta? Buona, si poteva fare qualcosina meglio in alcune partite, ne abbiamo sbagliate forse una, due, non di più, però tutto sommato buono. Quindi niente, ripeto, andiamo in vacanza e poi ci prepareremo bene per l'anno nuovo. A rientro ci sarà il derby col Chievo, tecnicamente giocate in trasferta, però allenandovi qui, giocando qui, magari potete sfruttare questa conoscenza che avete in più rispetto al Chievo per cercare di aggredire di più l'altra formazione della città. Ma il derby è sempre un derby, noi indipendentemente che giochiamo qua oppure in un altro campo, la nostra mentalità è sempre quella, a volte ci va bene, a volte ci va un pochino bene, però noi ci proviamo a fare il nostro gioco sempre con tutte le squadre e cercheremo di far così anche col Chievo. Ok, Grazie. grazie. Siamo con Aldo Nicolini, l'allenatore del Brescia al termine di Verona-Brescia 0-0. Mister, come vede il 0-0 maturato oggi qui a Verona? No, è stata una partita molto intensa che dal mio punto di vista abbiamo interpretato bene. Un po' di rammarico ce l'abbiamo perché secondo me potevamo andare in vantaggio, non siamo riuscite. Poi c'è stata anche un po' di sofferenza nel finale, però credo che la partita da parte nostra sia stata ben giocata e ben interpretata. Come giudica questa prima parte di anno trascorso al Brescia? No, è una prima parte sicuramente positiva dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'impegno, di quello che le ragazze stanno mettendo. Forse qualche punto in più lo meritavamo, però dobbiamo tenere quelli che abbiamo fatto sul campo e continuare a lavorare per migliorarci sempre e cercare di migliorare e andare a prendere punti nelle partite dove bisogna farli. È in corso in questi giorni anche il mercato? Secondo lei la rosa che ha a disposizione è già completa oppure potrebbe avere necessità di qualche nuovo innesto di qui alla fine della stagione? No, io non sono abituato a parlare del mercato parla la società, io sono contento delle ragazze che abbiamo a disposizione e poi si vedrà strada facendo. Lei come l'allenatore della nazionale da poco all'interno del movimento del calcio femminile, come giudica questi primi mesi a contatto con l'ambiente delle ragazze? Non ho capito la domanda, mi scusi. Come l'allenatore della nazionale Soncin, lei è da poco giusto all'interno del movimento femminile. Sì. Come si trova all'interno del movimento?
Chiedo scusa per la replica, ma siccome ho incontrato Soncin l'anno scorso, io allenavo la prima del Brescia, lui del Venezia, pensavo che la domanda fosse riferita a quello. No, sicuramente bene, sicuramente c'è tanta voglia di fare, tanto entusiasmo. I risultati che sta facendo la nazionale sicuramente sono una spinta importante e notevole per tutto il movimento, quindi dobbiamo continuare a lavorare, a credere in quello che facciamo per sviluppare ancora di più il movimento del calcio femminile italiano. Grazie. Grazie a lei.